Bentornato in questo nuovo podcast, episodio di Neurobalance. Oggi ho un ospite che ho aspettato per diverso tempo. Ho dovuto aspettare un po' l'uscita del suo libro che si chiama Se sei qui non è per caso, viaggio dalla mente all'anima. Sto parlando dello psicoterapista Enrico Gamba, molto seguito su YouTube. Finalmente siamo riusciti a fare questa conversazione. Abbiamo spaziato un po' dal mondo della scienza e della mindfulness e del cosa accade nel corpo quando siamo in uno stato di allerta e come riprenderci quindi quella pace che ci aspetta, quella pace che ci servirà per andare verso il mondo dell'anima e quindi nel mondo del presente, se vogliamo, perché non possiamo vedere quella direzione dell'anima se non rimaniamo nel presente, se quindi non ci ascoltiamo. Questa conversazione mi sarà molto utile se soffri di dolori persistenti o disagi persistenti nel corpo. Quindi ti lascio la conversazione e a presto. Ciao Enrico, ben arrivato in questo podcast di Neurobalance. Sono molto felice che tu sei qua. Dopo tanto Grazie, tempo che ci eravamo sentiti, siamo riusciti a trovare uno spazio tra le agende. grazie a te Per, Alessio. Per chi non ti conosce, Enrico, tu sei sicuramente più conosciuto di me perché il tuo canale è abbastanza ampio, fai questo lavoro di divulgazione da molto tempo, ma per chi non ti conosce, dacci come ti presenteresti tu a una persona che non ti conosce ed è qui che sta ascoltando questa conversazione, al di là di quello che sarà il titolo della nostra discussione chat di oggi. Ma mi presenterei come una persona che da sempre cerca di trovare un po' il senso delle cose e che vuole approfondirlo studiando, conoscendo, esplorando e approfondendo davvero un po' tutte le cose della vita, per cui nell'arco del mio percorso ho fatto tante cose, fra cui appunto sì, laurearmi in psicologia, diventare psicoterapeuta e portare avanti la professione da ormai da una ventina d'anni. Oltre però chiaramente ad approfondire tutta questa dimensione più profonda dell'esistenza umana, per cui quello che cerco di fare nel mio lavoro è di unire quella che è la psicologia, le neuroscienze, la spiritualità e di divulgare poi questa conoscenza un po' in lungo e in largo in tutto il mondo. Se dovessi dirti qual è un po' la mia missione, quello che cerco di fare veramente tanto, è proprio di divulgare quella che è la pratica più importante, a mio avviso, per noi esseri umani, che è proprio quella della consapevolezza, no? Della coscienza, quindi della metacognizione rispetto a noi stessi, questa qualità specie specifica che noi esseri umani abbiamo. Per cui direi che, ecco, questo è un po' quello che faccio, poi tante altre cose, via, però questo è un po' il nucleo. Bene. Perché secondo te è importante che le persone oggi ci ascoltino? O qual è il tuo messaggio che vorresti dare entro la fine di questa nostra chat? Se c'è una particolare cosa che dici, quella persona se oggi è qua è perché Beh, deve sentire questo. allora, io credo molto in questa cosa qua, no, Alessio? Nel senso che, appunto, sì, ho scritto anche questo libro, edito da Bompiani, uscito di recente, che si intitola Se sei qui non è per caso. E quel titolo un po' racchiude un po' il senso delle cose. Penso che le cose non avvengano davvero mai per caso nella vita, per cui potrà capitare magari di appunto di intercettare il tuo podcast o di sentirlo, boh, magari per caso, appunto, senza magari nemmeno sapere chi siamo, però ecco che magari quelle informazioni, quelle conoscenze, quelle esperienze condivise magari potranno essere utili per qualcuno. Devo dirti che nella mia esperienza, che ormai è di una quindicina d'anni a livello divulgativo, è incredibile vedere come le persone poi reagiscano bene, appunto, a quegli incontri casuali con conoscenze ed esperienze che a un certo punto appaiono mediate probabilmente ormai da un algoritmo che sa più di quanto noi immaginiamo sappia, però ecco, mi piace pensare che in realtà ci sia proprio una forma di casualità intelligente, no? Come appunto una grande mente a sciame che in qualche modo ci guida inconsapevolmente, ma che poi ecco che quando riusciamo in qualche modo a intravedere mostra la sua bellezza, portandoci a delle comprensioni, a delle visioni che nemmeno immaginavamo di poter avere. Per cui magari ecco l'augurio è di poter condividere qualcosa di utile
che le persone possano poi portarsi a casa e utilizzare magari anche in maniera pratica nella propria vita. Parleremo della pratica, ti farò qualche domanda su questo. Ma giusto per capire come sei arrivato qua, Enrico, eh, so che tu hai un passato da informatico, tra l'altro da quella parte di informatica, tra l'altro anch'io sono nato, insomma, ho iniziato da informatico, poi mi sono spostato verso più le persone, dalle macchine alle persone. Ehm, Hai avuto uno shift ehm, fino ad arrivare a quello che fai oggi da psicoterapeuta, da autore, da divulgatore, insomma, fai diverse cose oggi. Vuoi portarci eh, indietro un attimo? Perché hai scelto questo lavoro? C'è un qualcosa che hai voluto fare più per te all'inizio? Immagino che molti terapisti, molti psicoterapeuti inizialmente hanno aiutato prima se stessi, no? Perché avevano avuto si sono fatti tante domande. Volevo capire se per te era la stessa cosa. Sei arrivato in questo mondo della psicoterapia per te o perché magari c'era qualcuno da parte nella tua famiglia, nel tuo cerchio di amicizie che non hai potuto aiutare o volevi aiutare? Mm. Ma allora, sì, Alessio, allora devo dirti, in realtà la mia carriera di informatico praticamente non è mai nata, nel senso che ho giusto studiato 3 anni di informatica all'università dopo il liceo scientifico, perché un po' più guidato da quella che era l'istanza del momento a livello sociale, a livello familiare, a livello così, per cui in qualche modo sono stato un po' dirottato in quella direzione. Fra l'altro non c'era ancora psicologia a Milano all'epoca, per cui in qualche modo era complesso per un po' per il mio ecosistema, permettermi di portare avanti quello che in realtà però era un sogno che avevo fin da bambino, nel senso che per me studiare psicologia e appunto approfondire quelli che erano i temi dell'animo umano, del senso della nostra esistenza, era qualcosa che mi rubava il sonno già da bambino, per cui è sempre stato qualcosa di molto forte nella mia vita. E poi, boh, sarà il fatto che comunque vengo da una famiglia appunto di ingegneri, fisici, chimici, per cui insomma diciamo che la mia vocazione non ha trovato molto strada nella società intorno a me, però era una vocazione forte, per cui ecco, di certo una buona componente di dolore mi è stata di grande aiuto nel spingermi a cercare qualcosa di più grande che potesse dare senso e significato a quello che dentro sentivo per me urgente. Per cui, vedi, adesso quello che normalmente accade alle persone è proprio questo, no? Tendiamo ad adattarci al sistema nel quale nasciamo e cresciamo e all'interno di quel sistema acquisiamo tutta una serie di modelli, di visioni, di percezioni anche rispetto a noi stessi che poi spesso facciamo fatica a mettere in discussione o a cambiare. Però poi c'è una dimensione più profonda, animica, spirituale, che oggi non riusciamo ancora a conoscere con la nostra tecnologia che è ancora molto limitata, ma c'è, e nell'esperienza soggettiva delle persone, che in un ambito clinico è evidente, questa esperienza è molto forte. E allora cosa succede? Che arrivati a un certo punto della vita, se quella dimensione più profonda che sentiamo è discrepante un po' con quello che è l'adattamento invece che abbiamo in qualche modo subito spesso nella nostra vita, che quella discrepanza genera una frattura, genera una sofferenza, genera una lacerazione a volte. E allora ecco che anche per me, fortunatamente, quella lacerazione, quel dolore mi ha portato poi a ricercare quello che per me era davvero importante. Per cui sì, per cui appunto dopo 3 anni di informatica poi ho interrotto, ho iniziato a lavorare in un ambito di relazione d'aiuto, per cui come educatore con ogni genere di situazioni, tossicodipendenti, disabilità medio gravi e poi medio gravi, adolescenti, e per quello l'ho fatto per molti anni. Poi però sentendo appunto la grande vocazione di approfondire sempre di più e ancora da lì, quindi poi l'università, psicologia e poi sì, tutto il percorso per- per la psicoterapia e quant'altro. Per cui sì, diciamo ecco che questo è qualcosa di cui peraltro parlo molto anche nel libro, ovvero il fatto che è proprio quella che Stanislav Grof chiama la crisi spirituale, no? Quel momento in cui a un certo punto dentro di noi sentiamo un'urgenza, qualcosa che emerge, qualcosa che vuole uscire, qualcosa che vuole concretizzarsi, volendo dare senso dentro di noi. E questo è molto utile
se seguito, perché poi ci permette davvero di realizzare chi siamo e questo poi fa molto la differenza. Potresti quindi dire che chi non ascolta quello che l'anima, ci porta a fare, arriva ad avere una serie di problematiche corporee, ehm, che potrebbero essere variegate, okay, però tu forse puoi notare cos'è che hanno in comune tutte le persone che hai seguito, che segui in questi anni. Noti forse dei caratteri simili in ogni tuo paziente? Noti forse delle storie simili? Riesci dopo tanti anni adesso, Enrico, a capire forse più velocemente dove sono quelle fratture e perché arrivano, oppure è sempre per te una nuova scoperta oggi? Ma, allora Alessio, rispetto alla psicosomatica devo dirti, io come ti dicevo prima, vedi, il tema è che la nostra scienza, che io amo, ecco, perché la scienza e la tecnologia sono assolutamente, belle, interessanti, sono affascinanti, sono intriganti, però sono anche molto limitate ancora, nel senso che sebbene oggi ci sembra di star toccando il cielo con un dito, con l'intelligenza artificiale, con la robotica, con le astronavi, in realtà siamo veramente agli inizi anche della nostra tecnologia, veramente noi non conosciamo ancora esattamente cosa succede nel nostro corpo, cosa succede nella nostra mente, cosa succede nel nostro DNA, cosa succede nelle nostre cellule o nei nostri mitocondri. Stiamo iniziando a scoprire queste cose. Vedi, fino a un po' di decenni fa non esistevano nemmeno i batteri, perché essenzialmente non avevamo una tecnologia capace di osservarli, per cui la scienza semplicemente non considerava quella cosa come possibile. Prima che la scienza arrivi davvero a comprendere i sottili meccanismi che legano l'esperienza soggettiva a quella dimensione oggettiva che oggi studiamo a livello macro, ecco, ci vorrà ancora tanto tempo. Però diciamo che in un ambito scientifico già oggi, con costrutti come quello della PNEI, della psiconeuroendocrina immunologia, ci stiamo rendendo conto chiaramente di come tutto il nostro sistema sia un sistema oscillatorio biologico dove ogni filamento di DNA è come un'elica che ondeggia creando campi elettromagnetici che condizionano tutto il nostro sistema. Per cui, e questa è la scienza di oggi, ecco, quello che già stiamo scoprendo e dimostrando. Per cui, ecco, sempre più ci renderemo conto di come, facciamo un esempio pratico, no? Per esempio, Alessio, il fatto di appunto di non seguire quello che dentro di noi sappiamo essere per noi importante. Perché non lo potremmo fare? Semplicemente perché magari ci diciamo che non siamo in grado, che è troppo, che non siamo all'altezza. E quindi ecco, questo pensiero, per esempio, che è un pensiero disfunzionale, è un pensiero tipico che sta all'origine di uno dei mali oggi del nostro secolo, che è l'ansia, no? Perché essenzialmente l'ansia si attiva proprio quando abbiamo la percezione di non avere abbastanza risorse, energie, capacità di affrontare le prove della vita. Allora, un'ansia prolungata cosa fa? Semplicemente attiva il nostro sistema simpatico in maniera continuativa, o addirittura può portare ad un'attivazione vagodorsale del sistema parasimpatico, no? Quindi un'attivazione dove ci disincarniamo, ci disconnettiamo, essenzialmente rimanendo poi in uno stato di iperattivazione profonda. Questo ha un correlato neurobiologico molto importante perché il cortisolo continua ad essere prodotto in maniera disregolata, per cui iniziamo ad avere problematiche del sonno e tutto questo a cascata genera problemi di ogni genere, stati infiammatori e sicuramente poi una maggiore deficienza a livello proprio di sistema immunitario, quindi una maggiore esposizione a elementi patogeni, a patologie di vario genere. Per cui in realtà ecco, oggi già sappiamo ampiamente che quella che è la nostra storia, il nostro vissuto, le nostre emozioni impattano pesantemente sulla nostra biologia e viceversa in realtà, nel senso che poi è tutto un unico sistema che ha una sua propria vita. E questo noi oggi lo sappiamo. A livello poi di ricorsività, devo dirti, certamente, devo dirti che in effetti dopo tanti anni, sai appunto come immagino sia per te come fisioterapista, come esperto del dolore cronico, è normale, no? Quando appunto ti entra un paziente, in genere già nelle prime 2 o 3 sedute, la parte diagnostica, la parte di approfondimento clinico
è più che soddisfatta, ecco, in poco tempo, per cui è già abbastanza facile individuare un po' quelle che sono le cause del malessere o della sofferenza. Ciò che però è difficile, ma in quanto proprio il nostro sistema è un sistema stabile, e questo magari è un tema che varrebbe la pena approfondire, è proprio il cambiamento, perché il cambiamento ha a che fare con la coscienza, ha a che fare con la presenza e con le routine della nostra vita, che sono un po' quelle più difficili poi da cambiare. Hai toccato proprio il punto a cui volevo andare, sul cambiamento, perché fin quando non notiamo dall'esterno, no, quello che sta succedendo dentro di noi, e quando dico esterno non vuol dire che qualcuno ce lo deve dire, no? Noi stessi notiamo i nostri pensieri, notiamo come stiamo respirando, o notiamo come stiamo camminando, ok? O magari come semplicemente stiamo parlando. Perché il cambiamento è così difficile all'inizio? Ma Se in realtà il corpo ce lo sta praticamente dicendo, no? C'è qualcosa che non va dentro di te, o comunque non riesco a sopportare tutto questo carico, però nel momento in cui la consapevolezza è anche, può essere lì, ma il cambiamento poi non è così immediato, non è così. Portaci su questa parte di routine, perché è importante la routine? E che sì, routine poi, magari, no? sai cosa, Alessio? C'è un grossissimo fraintendimento fra quella che è la conoscenza e la consapevolezza. Come ti dicevo, sono tanti anni che mi occupo di divulgazione di tante cose, tutte però legate al tema proprio della consapevolezza. Mi capita di condurre seminari di vario genere su diversi temi, ma che hanno tutti come sfondo proprio il concetto base della consapevolezza, della presenza consapevole da tanti anni. Ma perché? Perché la consapevolezza è l'elemento centrale, ciò che distingue maggiormente gli esseri umani. E, ed è molto diversa dalla semplice conoscenza. Come ti dicevo, per esempio, in terapia, nelle prime 3 sedute in genere si è già arrivati a comprendere, fatto salvo casi molto particolari, le cause del malessere. E non esagero davvero nel dirlo, nel senso che nel 90% dei casi, nei primi 3 incontri si capisce. Ma il punto non è capire, e il punto è diventare consapevoli. Qual è la differenza? La differenza, vedi, Alessio, che è un po' lo stesso discorso della scienza e della tecnologia. Cioè, la scienza riesce a vedere solamente ciò che la tecnologia attuale gli permette di vedere. Se io non ho uno strumento capace di misurare le onde elettromagnetiche o di vederle, le onde elettromagnetiche non esistono. Se io non ho uno strumento capace di cogliere le vibrazioni, magari sottilissime, di un atomo, per me quello lì è fermo. E lo stesso avviene con la consapevolezza. La consapevolezza è uno strumento, specie specifico di noi esseri umani, per quello che ne sappiamo, che deve crescere, deve evolvere, deve svilupparsi, affinché noi si diventi davvero in grado di renderci conto nel qui e ora della vita di tutti quei microprocessi o macroprocessi anche che in qualche modo ci condizionano nell'esistenza. Io posso, per esempio, banalmente rendermi conto di avere le spalle curve. Sì. E poi guardo lo specchio e dico, cazzo, ho le spalle curve. Però capisci che mi dico in quel momento, ah beh, stai con le spalle dritte. Allora sto Mhm. con le spalle dritte. Poi però mi rimetto a parlare, mi rimetto a fare le cose, mi rimetto a fare, mi mettono le spalle curve. Ok? E perché? Perché funzioniamo così. Allora, come ti dicevo, il nostro è un sistema stabile. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che apprendiamo lentamente. L'essere umano è l'unica specie che noi conosciamo sulla Terra che rimane piccola a lungo, 30 anni, il cervello, prima di svilupparsi pienamente, oggi sappiamo, no? 30 anni. Perché abbiamo questo apparente deficit? Perché essenzialmente questo ci porta poi a quel senso di incompletezza che abbiamo poi per il resto della nostra vita. Siamo incompleti di fatto, nasciamo incompleti. Il nostro cervello pesa solamente il 23% circa di quello che peserà da adulto. Perché questo svantaggio che ci porta a dover apprendere tutto praticamente?
come mantenerci, come stare in relazione, come gestire le cose della vita, come riprodurci, ok? Eh, Perché noi esseri umani, grazie proprio a questa caratteristica, abbiamo sviluppato o riusciamo a sviluppare un sistema complessissimo che è quello del nostro cervello, del nostro sistema nervoso centrale. Un sistema così complesso che a livello evolutivo ci ha permesso, anziché di sviluppare muscoli e denti forti, la capacità di creare artefatti, di creare tecnologia, di creare conoscenza, perché siamo l'unica specie che noi conosciamo che è in grado di generare conoscenza e tramandarla. E allora cosa succede? Succede che questa caratteristica però nostra, specie specifica, è una caratteristica che necessita di stabilità. Che vedi, se io semplicemente iniziassi a fare una cosa e subito cambiassi molto velocemente, non potremmo avere continuità anche nelle cose più banali della vita. Perderemmo le nostre competenze molto velocemente, cosa che succede, se ci fai caso. Cioè, se io, per esempio, imparo una cosa nuova, un nuovo sport e lo faccio solamente per un anno, con tutta probabilità, se per 10 anni non lo pratico più, quando dovrò riniziare, farò fatica. Poi sì, un po' mi ricorderò, ma dovrò comunque ripartire praticamente da zero. O anche con le cose ancora più complesse, con questi, non so, anche banalmente con l'informatica, con la matematica, con la fisica, con le cose più astratte, no? Se io invece quella competenza l'avrò sviluppata per 20 anni e poi la interrompo per 10 e poi la riprendo, invece mi sarà molto più facile riprenderla. Perché? Perché i tempi di apprendimento sono lenti e poi però si stabilizzano. Quindi se io pratico qualcosa per 20 anni, per come è fatto il mio sistema cambia in virtù di quella pratica ed è questo il modo in cui noi assimiliamo cultura e conoscenza e processi e tutto quello che di fatto poi diventa la nostra umanità e poi riusciamo a tramandarlo. Allora, questa stabilità da un lato è apparentemente uno svantaggio, perché io mi dico, cavolo, io voglio stare con le spalle dritte, ma mi viene ad avere le spalle curve, però dall'altro lato è un grande vantaggio, appunto, come dicevamo, perché ci permette di avere continuità nel bene e nel male. Pensa che dramma sarebbe se bastasse schioccare le dita per avere tutto quello che vogliamo subito e tutti potessero farlo. Se questo accadesse, tutto sarebbe facile e allora tutto perderebbe di valore e nessuno vorrebbe più niente davvero, o anzi magari vorremmo anche le cose negative perché quelle positive ci stuferebbero subito. Invece, per esempio, il fatto che raggiungere la virtù sia qualcosa che necessita di grande sforzo, di grande impegno, di grande fatica, di grande determinazione, fa sì, per esempio, che quella qualcosa di così importante poi si solidifichi dentro di me e diventi davvero prezioso. Allora, ecco, sì, per tornare alla domanda, Alessio, proprio per come funziona il nostro corpo, e qua c'è un concetto oggi molto diffuso, sempre di più, ecco, che è quello proprio dell'epigenetica, e il nostro corpo ha bisogno di tanta ripetizione che ci permetta appunto di attivare dei processi epigenetici, dal greco ciò che sta sopra i geni, e quindi essenzialmente di andare a creare nuove trascrizioni genetiche, di andare a regolare la trascrizione genetica al fine di andare a creare una struttura nel tempo che sia coerente proprio con quelle funzioni che noi abbiamo chiesto al nostro sistema di espletare. E quando questo succede, quando il nostro sistema arriva a fare questo in automatico, proprio perché per anni magari l'abbiamo fatto, che a quel punto quella routine si è consolidata e naturalmente poi si sostiene anche da sola. Per cui, per esempio, se io mi dico devo mettere su massa muscolare perché se no ho i dolori e poi perché così il mio cervello funziona meglio, beh, io magari non ho mai fatto sport in vita mia, non ho mai praticato, magari nemmeno nella mia famiglia di origine questa cosa non si è mai fatta, e allora capisci che io devo entrare nell'ottica di dire io devo allenare il mio sistema proprio a
interiorizzare e a strutturarsi intorno a quella routine. E magari ci vorranno 5 anni prima di far sì che a un certo punto, dopo tanto impegno, il mio corpo richieda proprio quello. Sì, grazie. Mi E piace. questo cambiamento può portare sofferenza. Parlo in particolare magari di un cambiamento che è dettato da la mindfulness, ok? È una delle pratiche che so che ti piacciono molto, che è un qualcosa che pratichi anche tu da tanto tempo. La mindfulness crea un cambiamento ed è un cambiamento che potrebbe arrivare dopo una frattura, perché sappiamo, io e te, molti di quelli che ci ascoltano, che molto probabilmente non cambiamo se non c'è qualcosa che ci fa paura, no? C'è qualcosa che è successo che ci dà noia, ci dà disagio, quindi chiede un cambiamento. Quel cambiamento però, per esempio della mindfulness, che oggi penso sia abbastanza studiata e conosciuta per fortuna dopo molti anni, siamo arrivati in ritardo qui in Italia, credo, ma per fortuna anche grazie a te e ad altre persone che l'hanno divulgata per tanto tempo, sappiamo più o meno che cos'è. Volevo andare sul cambiamento crea sofferenza. Ehm, Perché fa male all'inizio cambiare? Nel senso che se tu mi hai detto, prima la consapevolezza è la cosa che dobbiamo capire, no? Apprendere, o non apprendere, ma sentire. Però appena entriamo in una routine, ad esempio soffro di ansia, che è una delle cose più comuni d'oggi, sentire, però se potrei sentire addirittura più ansia. C'è qualcosa che poi sbaglio io nel fare la mindfulness, o quindi c'è qualcosa che forse le persone non stanno capendo la consapevolezza e la pratica della mindfulness, esempio, poi magari potremmo parlare di altre pratiche. È normale che crea ancora più ansia inizialmente, o forse la persona non lo sta facendo bene? Cosa vorresti dire su questa parte? Ma allora, guarda, va capita bene, sai Alessio, perché c'è un'idea alla base poco chiara. E vedi, la mindfulness è una pratica di consapevolezza antichissima, che ha cambiato tanti nomi nell'arco dei millenni. Oggi la stiamo studiando da più di 50 anni in maniera molto approfondita, conta che vengono pubblicati ogni anno 1000, 1200, Caspita, 1300 articoli su riviste scientifiche internazionali peer reviewed, per cui ha una base sempre più solida su tanti livelli, ecco, per tanti effetti che essa produce a livello soggettivo, ma soprattutto anche a livello oggettivo. E ecco, quando una persona ansiosa inizia a praticare la mindfulness, non è che la mindfulness crea più ansia, ah, assolutamente, ma quello che succede è che la persona, grazie alla pratica di consapevolezza, fa una cosa che, per come funziona il nostro sistema nervoso, è un po' controintuitiva. Vedi, proprio ieri sera ero in accademia, ecco, questi incontri che faccio regolarmente di accademia di consapevolezza, e parlavamo del dolore, no? Alessio, il dolore, se ci pensi, è ciò che ci guida nell'arco della vita. Cioè, se io da bambino metto la mano sul fuoco, e io mi scotto, e mi faccio male, e mi dico, cacchio, il fuoco fa male. E poi magari sono in cucina, la mamma fa il caffè e a me viene da toccare la moka, boh, perché sono curioso, come una scimmia. Tocco la moka e mi scotto, dico, la moka. Allora nel mio sistema nervoso in qualche modo io inizio a associare il concetto di fuoco, di moka, calda, il caffè, il caldo, lo scottarsi, il bruciarsi, il dolore. E allora quel dolore fa crescere in me la consapevolezza di come funziona la realtà. Mi porta al reale, mi porta alla conoscenza. E questo è solamente un dolore fisico. In generale, il dolore
è in realtà un adattamento che ci porta a vedere con più attenzione, con più presenza quello che accade, che fa crescere la nostra consapevolezza. Oppure, a meno che, oppure se il dolore è troppo forte, è troppo importante, è troppo eh, traumatico, dove il trauma è proprio una spaccatura della mente, ecco che quello che allora succede è che il mio sistema tende a difendersi ancora più, andando proprio un po' a dissociare. Ma questo poi è un altro effetto. Allora cosa succede? Che se io inizio a fare una pratica come la mindfulness, che mi porta, proprio per come è fatta, ad accorgermi sempre di più di ciò che accade, di essere presente sempre di più a ciò che accade dentro e fuori di me, nel momento presente, ecco che il risultato di questo sarà che io inizierò a sentire maggiormente proprio quell'ansia. Quando faccio per esempio il corso di mindfulness online che dura 10 settimane, all'inizio faccio sempre compilare un questionario, no? Un questionario psicometrico dove il General Wellbeing Index, che essenzialmente va a misurare tanti fattori, fra cui il benessere, la felicità, l'ansia, la Sì. depressione. E poi ne faccio usare anche un altro che si chiama Five Facet, che essenzialmente misura la capacità di osservare i propri stati interni, di nominarli, eh, di, ehm, di accorgersi proprio di ciò che accade dentro di noi. E dopo 10 settimane, immancabilmente, assolutamente coerentemente con tutte le ricerche pubblicate ad oggi più o meno, e anche le meta-analisi, è che quello che emerge è che le persone aumentano i livelli di benessere e di felicità, di capacità di osservazione dei propri stati interni e capacità anche di nominare quegli stessi stati interni. Ma nel contempo aumenta anche l'ansia e la depressione. Ma perché? Curioso. In realtà è assolutamente coerente. Perché succede questo? Perché le persone non è che hanno più ansia o depressione, sono maggiormente presenti a se stesse, sentono di più. E tant'è che poi, appunto, andando avanti con la pratica, dopo del tempo, in base poi alla storia di ciascuno, l'ansia e la depressione diminuiscono. La mindfulness è uno dei trattamenti più efficaci per gestire questo. Ma allora, e vedi qual è il punto adesso? Il punto è che noi abbiamo creato un sistema complesso, peraltro l'abbiamo fatto senza nemmeno rendercene conto. E per come siamo fatti noi esseri umani, siamo profondamente condizionati da tutto quello che apprendiamo, per quello che dicevamo prima. E allora in questo sistema sociale complesso che abbiamo creato siamo sempre di fretta, siamo sempre presi, siamo sempre nel dirci appunto che non siamo abbastanza, che dovremmo fare di più o che dovremmo, siamo sempre proiettati altrove, capisci? E allora in questa corsa incessante l'ansia dilaga ovunque, no? E anche la depressione, questa sensazione di non essere abbastanza, di non essere in grado, di non farcela, di essere indietro, di aver perso tempo. E allora in tutto questo, capisci che quello che normalmente si fa è quello che un po' la società anche ci induce a fare ancora inconsapevolmente, secondo me, è proprio di affidarci all'intrattenimento, per esempio, no? Ai device, alle droghe, alle varie sostanze che ci vanno in qualche modo ad annebbiare, alcol per primo, per esempio, no? Al fumo. E quindi cosa facciamo? Abbiamo imparato a non sentire, a, come dire, a silenziare, no? Il dolore che proviamo. Ecco, la mindfulness per questo non è una via facile. A mio avviso la più intelligente che ciascuno di noi dovrebbe percorrere nella vita ed è per questo che me ne occupo così tanto da così tanti anni. Però non è una via facile perché ti riporta a te stesso, ti riporta a sentire, ti riporta proprio a un certo punto a dire ma cosa sta succedendo dentro di me? E più questo diventa poi forte, evidente, diventa saputo, conosciuto, e più appunto cresce proprio quella consapevolezza di me. Ed è questo il grande dono della pratica. Super interessante. Dai 10 settimane, Enrico, quanti minuti di mindfulness venivano fatti Allora, in al media siamo giorno? su 18, 18 minuti. in Ed è media più o meno. la pratica della mindfulness, per chi magari non la conosce bene, ha Ma delle guarda, varianti oppure no?
Ma allora, devo dirti Alessio, io in questo sono abbastanza talebano, nel senso che secondo me la pratica di mindfulness è proprio semplicissima, guarda, è proprio una cosa che si può spiegare in tre parole. E quando io la spiego esattamente usando questo, ovvero semplicemente quello che bisogna fare è chiudere gli occhi, portare l'attenzione al respiro e tenerla lì. E ogni volta che ti accorgi che l'attenzione è andata altrove, la riporti indietro Nel respiro. al respiro. Questa è la mindfulness, non c'è nient'altro da sapere, è solamente questo. È incredibilmente Questo, semplice, ma incredibilmente potente. questo ti cambia la vita, cioè se tu questo lo fai 15, 20, 30 minuti al giorno e vai avanti a farlo per il resto della tua vita e lo fai con intenzione reale, ecco, non faccio finta di, ma lo fai davvero con intenzione, questo cambia proprio la tua struttura neurale. Tutto cambia la nostra struttura neurale, perché qualsiasi cosa facciamo ripetutamente la cambia, ma la cambia proprio in una direzione fondamentale. Perché? Perché aumenta la memoria, l'attenzione, la concentrazione, la presenza, si regola il sistema immunitario, dormi meglio, si abbassa l'ipertensione, appunto riduci ansia, stress, aumenta un senso di benessere, di felicità. La mindfulness, i telomeri, Alessio, i telomeri, presenti, i telomeri sono questi cappucci che ricoprono il DNA. Il DNA a un certo punto, i cromosomi, appunto che contengono il DNA, a un certo punto hanno questi telomeri che proteggono appunto il DNA. Lo stress, rovina i telomeri sempre di più. La mindfulness è una delle poche pratiche che blocca la degradazione dei telomeri, per dirti, no? La mindfulness è una pratica che, tanto è che sono più di 5.000 anni Non è un che caso. no, non è un caso. E veramente ci aiuta tantissimo. L'unica cosa che serve fare è questo. Ecco, in Occidente noi chiamiamo meditazione milioni di cose, spesso facendo una confusione enorme, ma la mindfulness è pure semplice, è quella che ho detto ora, né più né meno. Quello che deve crescere, ed è questo che la maggior parte delle persone non sa o non capisce, è proprio accorgersi. Deve crescere la mia capacità di accorgermi di ciò che accade nel qui e ora della vita, in ogni istante della vita. Conosci il simbolo della Om? Sì, vagamente me lo ricordo, sì. Presente? Quello lì Sì. che sembra quasi un fiore, no? Mhm. Ok. Il Sì. simbolo della Om, vedi, è un simbolo antico anch'esso e significa riuscire a mantenere una costante coscienza integrata, quindi la presenza consapevole, nei tre stati di veglia, di sonno e di sonno profondo. Negli antichi testi vedici lo scopo per noi esseri umani è proprio quello di riuscire a mantenere questa costante coscienza integrata in ogni stato. Il problema qual è, Alessio? Che nella nostra società noi siamo talmente immersi nel flusso di pensieri, talmente identificati con esso, e- e- che noi crediamo di essere i nostri pensieri. La maggior parte della gente pensa di essere i propri pensieri. L'identificazione del tu Assolutamente sei quel sì. pensiero. Sì, ed è già qualcosa di buono, perché molti sono addirittura identificati con l'auto, con i vestiti, con lo status, con i soldi, con stupidate che non contano nulla. Capisci? Non che contino nulla, tutto conta, ci mancherebbe, ma capisci? Il punto è proprio l'identificazione. E allora ecco che quando io pratico, dopo un paio d'anni, poi ogni storia è diversa perché ciascuno ha un punto di partenza diverso, perché la consapevolezza non è che ce l'ha solamente chi pratica la mindfulness, ovviamente, no? Perché anzi, è proprio una qualità specie specifica di noi esseri umani che sviluppiamo grazie a diverse esperienze, alcune in particolare. Però diciamo che la mindfulness è la pratica per eccellenza, proprio per sviluppare consapevolezza. E allora cosa succede? Che a prescindere un po' dal punto di partenza, dopo un paio d'anni di pratica fatta bene, quello che succede è a un certo punto, per esempio, di vivere esperienze di mindfulness, perché mindfulness, oltre a essere il nome che si dà alla pratica, è anche il nome che si dà a quello stato di coscienza che si raggiunge grazie alla pratica. E allora quello che succede è che quando io pratico da un po' di tempo, a un certo punto arrivo in quello stato di coscienza, che tradotto in italiano è pienezza della consapevolezza mentale, in cui a un certo punto io non ho più pensieri, non ci sono più, e non ci sono più sensazioni particolari, c'è proprio questo stato dell'essere, no?
e dal quale peraltro poi emergono cose belle, emerge benessere, emerge gioia, emerge compassione, emerge un sorriso. E, e- e allora ecco che la pratica diventa davvero poi un asse portante della nostra vita. È come se andassimo verso il centro del nostro essere, dove dalla sofferenza andiamo nella sua purezza, nel suo stato più puro, no? Quello della pace, della quiete, dello stare, no? Del presente. Sì, E, sì. è proprio in quello stato in cui noti anche sincronicità, noti coincidenze, che so che nel tuo libro ne ce ne sono state diverse, quando le ho lette un paio di queste, tra l'altro quella faccio una piccola parentesi perché mi ha veramente stupito quella di Sai Baba, dove lui ti ha detto coraggio. Mm. Poi per chi leggerà il libro capirà insomma ehm, perché ti ha detto così inizialmente, innanzitutto. Ehm, Però volevo capire se quella secondo te era per te una sincronicità, l'essere arrivato lì da lui e, e lui ti ha detto questa cosa, cioè tu l'hai vista come una sincronicità, come qualcosa che sono due vite o due entità, se vogliamo, che sono arrivate nel momento presente per dirsi qualcosa, per andare avanti su una direzione particolare. Che forse questa è la mia definizione della sincronicità, non so se è la tua anche. Ma sai, allora Alessio, sincronicità essenzialmente, ancora come l'aveva definita Jung, sono due eventi che apparentemente casuali, che non c'entrano l'uno con l'altro, che però testimoniano un po' la stessa verità soggiacente, no? Per cui accade una cosa che boh, apparentemente non c'entra nulla, ma che in realtà ti dice di qualcosa che già sta accadendo o che accade in simultanea, che hanno lo stesso campo semantico, no? Lo stesso campo di... Ehm, per cui non so, o ecco, magari mi viene in mente una persona a cui che non vedo magari da 10 anni e poi mi chiama, ecco, e quella è già una cosa che dici, wow, come sta succedendo questa cosa qui? Oppure, vabbè, il classico esempio di Jung, no? Di questa paziente che aveva visto in sogno questo scarabeo d'oro che le era stato donato e proprio mentre racconta questo sogno che aveva a che fare con il ricevere, no? Proprio questa conoscenza, questa saggezza dalla persona che glielo stava donando nel sogno. E a un certo punto, mentre era in seduta, sentono ticchettare alla finestra e c'è appunto uno scarabeo che è lì che ticchetta contro il vetro e loro vanno a vedere e questo è chiaramente il segno, ed è questo che colpisce molto delle sincronicità, che in qualche modo l'universo contiene la mia storia, no? L'universo compartecipa a qualcosa che sta accadendo dentro di me, dandomi una testimonianza che quello che sta accadendo dentro di me è reale in qualche misura, anche se completamente sconnesso con l'evento, per esempio in questo caso dello scarabeo. Beh, io quando ero andato invece in India, beh, lì parliamo di un grande maestro spirituale, per cui parliamo di un personaggio veramente incredibile. Satya Sai Baba è stato un uomo che ha creato ospedali, ha creato scuole, gli hanno fatto un francobollo in India, ecco, prima di lui l'hanno fatta Gandhi, per dirti, no? Cioè, per cui ha fatto veramente tanto. E quindi ecco, quando poi lo si incontrava, ti rendevi conto di essere di fronte ad una persona capace davvero di cogliere qualcosa che andava oltre la semplice apparenza delle cose. E allora quella parola per me fu, come dire, ero molto giovane, fu proprio, come dire, il segno della strada, un'indicazione, capisci, stradale potente del percorso da seguire. Percorso che era già dentro di me forte, no? E che in qualche modo in quel momento è culminato dandomi una rivelazione, dandomi una consapevolezza, dandomi una direzione poi seguita. Ecco, quello che succede è un pochino questo, vedi Alessio. Allora, quando si medita, quando si pratica, quando si entra davvero nella consapevolezza, nella pratica di consapevolezza, da un punto di vista fisico, quello che succede è che usciamo da una dimensione di attivazione simpatica o di attivazione vagodorsale del parasimpatico ed entriamo invece in quell'attivazione sana vago-ventrale in cui il nostro sistema parasimpatico
è ben modulato, allora siamo creativi, la nostra voce è profonda, siamo sereni, siamo presenti. E in quegli stati di coscienza, in quello stato che è simile appunto a quello di meditazione profonda o anche con l'ipnosi si raggiunge facilmente uno stato analogo, quello che accade è che è come se noi fossimo più recettivi e più presenti appunto a quella dimensione davvero più animica che noi esseri umani viviamo e abbiamo. E questa è un'esperienza soggettiva, dicevamo, che la scienza ancora oggi non può dimostrare ampiamente, proprio perché non ha ancora strumenti tecnologici capaci di osservare questo fenomeno, ma accade. E quando viviamo quelle esperienze che appunto poi ci richiamano a dimensioni come quelle che dicevi, le sincronicità o visioni o immagini o sogni rivelatori, no? Proprio del nostro destino, addirittura della nostra vita. Io mi ricordo quando ero lì a Puttaparthi la prima volta, ne feci tantissimi di sogni incredibili. E che quello che accade è che quando siamo in quello stato di rilassamento più profondo e quindi siamo davvero connessi con noi stessi, certo che è come se trovassimo dentro di noi una direzione, come se in noi ci fosse davvero, come dire, un disegno più ampio che va compreso e poi seguito. Gli indiani d'America, lei, si facevano questa cosa, no? Ne parlo anche di questo nel libro. Quando a un certo punto erano nei momenti di crisi o di difficoltà, se ne andavano magari su una montagna, passavano una quarantina di giorni nel silenzio, a digiuno, e finché a un certo punto non ottenevano una visione dalla quale potevano poi ripartire per seguire una nuova fase della loro vita. Quindi tornavano al villaggio, cambiavano nome e iniziavano una nuova fase della loro esistenza. Questa cosa che in realtà anche noi in Occidente abbiamo sempre fatto, ecco, cioè se pensi ai grandi come Pitagora, Aristotele, o insomma personaggi che hanno messo le basi della nostra cultura, ecco, questa capacità noi ce l'abbiamo sempre avuta, è solo che l'abbiamo un po' dimenticata, capito? Oggi la nostra fonte di informazione è internet, invece del internet, come lo chiamava Satya Sai Baba, no? Mm. L'esperienza pratica della vita, Sì, la vita stessa. proprio è quella rete interna, capisci? Quella rete di connessione interna che tutti abbiamo, che ci connette a qualcosa di più grande, e che però va, come dire, eh, necessita di un'antenna solida per poter essere così sincronizzato. Come ti ha aiutato questa parte più spirituale a te come persona, come terapista? Personalmente, nel momento in cui mi sono aperto al mondo più dell'invisibile, mettiamola così, ehm, ho notato molta più calma, molta più direzione, c'era un perché stavo andando avanti, no? Che forse è quello che forse manca a molte delle persone di oggi. Quindi quel viaggio dalla mente all'anima ha senso perché credi, hai fiducia in qualcosa di più del corpo. Mm. E da terapista questo mi aiuta nel mantenere, insomma, la mia formazione sempre abbastanza, cioè nel massimo che posso fare, ehm, anche nelle relazioni con magari la mia famiglia o con gli amici. Mm. Come ti ha cambiato te? O c'è stata una transizione magari per te da un momento in cui da quel giorno è cambiato tutto, o è più stato un evolversi di una carriera? So che tu, insomma, hai iniziato molto presto questo lavoro, a 18 anni, se non sbaglio, giusto 18-19 anni, e eri molto giovane quando hai iniziato cioè, eri entrato nel mondo della psicoterapia. Come è cambiato oggi il tuo lavoro rispetto a quello che magari facevi 20 anni fa? Beh, no, allora Alessio, allora, diciamo che il mondo della psicoterapia è venuto dopo. Quando avevo, fai conto, 16 anni, o giù di lì, è entrato proprio a mo' di piediporco il mondo della spiritualità dentro di me, nel senso che Ancora direi prima che dei sono 18. stati, sì, sì, sono stati anni ma ancora prima, da ragazzino, da bambino, fra un po'. Per me sono sempre stati temi importanti, il senso della vita, il perché siamo qui, i misteri dell'anima, della realtà.
Poi ecco, io devo dirti, non faccio una grande distinzione fra mondo sottile e mondo grossolano. Per me lo spirito è tutto, perché tutto è uno. Ehm, Però diciamo che quindi questa base transpersonale, ecco, che nell'ambito poi psicoterapeutico ehm, si traduce con questa terminologia, per me è sempre stata fonte di senso e di significato, soprattutto, no? Perché vedi, quando si riesce ad avere una visione più ampia, Jung la chiamava teleologia, riprendendo Aristotele essenzialmente, e quindi la consapevolezza che tutto quello che accade nella nostra vita ha un senso e un significato, che questo tipicamente ci aiuta davvero tanto. Distinguevo però il sottile dal grossolano per il fatto che, vedi, per me non è tanto accogliere qualcosa di sottile, perché per me è grossolano, nel senso che è proprio rendersi conto del perché le cose mi accadono qui e ora nella vita, del che cosa sta succedendo davvero e perché sta succedendo proprio questo, proprio ora. Cos'è che devo imparare? Qual è la competenza che devo sviluppare? Qual è la prova che in qualche modo la mia anima si sta trovando a dover affrontare? E questo parte proprio anche dalle cose molto pratiche della vita, molto concrete, molto materiali. Perché vedi, io credo in questo, ecco, Alessio, poi non ho la pretesa di poterlo o di doverlo dimostrare, ecco, ovviamente, anche perché non è mio compito farlo. Però vedi, nella mia esperienza personale, ma anche poi clinica, veramente tutto quello che ci accade ha un senso all'interno di un percorso teleologico della nostra interiorità. Cioè, mi rendo conto, per esempio, in un ambito clinico, che quando le persone affrontano delle anche grandi difficoltà, chiaramente nel mezzo di esse sono in crisi, vanno magari semplicemente aiutate, vanno tenute per mano. Ma poi ecco che quando riescono davvero ad affrontare sempre più quelle stesse difficoltà, a risolverle, ad andare oltre, tipicamente esse diventano come roccia solida su cui poter costruire qualcosa di molto più importante. E io credo molto in questo, ovvero nel fatto che anche per esempio quando riceviamo dei grandi sogni, no? Che magari sono discrepanti con quello che stiamo facendo nella vita, come dicevamo prima, che però quella difficoltà, quel dolore, quella sofferenza che incontriamo, in realtà sono importanti, sono utili. Se io, per esempio, come dicevamo, ottenessi tutto subito facendo semplicemente, cioè, boh, schiocco le dita e ottengo, io non proverei dolore, sforzo, fatica e quello che raggiungerei poi non avrebbe davvero valore. Ma in realtà è proprio quell'impegno, quello sforzo, quella fatica che fa sì che poi tutto abbia un valore diverso. Non perché cambino le cose, ma perché cambio io. Cambia la mia visione anche di me stesso, cambia la mia percezione della realtà. E allora ecco che forse davvero tutto quello che ci capita nella vita ha questo senso e questo significato. La cosa difficile però, Alessio, è capirlo. E torniamo al tema della consapevolezza. Ecco, quando tu inizi a vedere le cose da fuori, proprio perché ti alleni alla pratica di consapevolezza, impari a vedere le cose da una prospettiva diversa, che allora il quadro inizia a diventare chiaro. Inizi, vedi, a usare le ombre per vedere una prospettiva. Prova a pensare a un quadro, no? Cioè se tu in un quadro non avessi le ombre, l'oscuro, il nero, non ci Sì. sarebbe prospettiva. E se non c'è prospettiva non c'è profondità. E se non c'è profondità non c'è comprensione, non c'è una storia. Allora ecco che quando io invece riesco da fuori a vedere questo quadro, a vederne anche i lati positivi, negativi, le ombre, riesco a vedere un po' tutta l'interezza, che allora riesco a capire la storia. Quando capisco la storia, e allora io so anche la direzione di quella storia, no? Inizio a intuire un po' come si fa nei film, no? Che inizio a immaginarmi il finale. E lì, e allora quello mi dà una direzione. E quando poi anche tutto il resto che mi capita è coerente con quella direzione, allora io lì inizio a capire veramente dove sto andando, perché ormai so già da dove vengo, dove sono e quindi inizio ad intuire sempre più dove sto andando e questo mi dà un senso di grande pace, di grande serenità, di grande stabilità, no? Perché sento di far parte davvero di un disegno più ampio a quel punto.
Assolutamente, la vedo nel dolore. Quando hai detto proprio dell'ombra, potevo vedere quell'ombra come tanti dolori dei miei pazienti, che siano fisici o che siano psicologici. Solo dopo la persona che magari ha avuto una remissione di quei dolori riesce a capire, sono una persona diversa oggi, migliore di quello che ero ieri. Molti magari ti chiederanno anche te, voglio tornare a quello che ero prima, no? Persone magari mi dicono, ho dolore al collo da 6 mesi o da 6 anni, voglio ritornare a quello di prima. E invece in realtà non torni quello di prima. Non puoi tornare quello di prima. Torni qualcosa di meglio di prima. Se arrivi a fare tutto quello che anche tu avevi detto con la consapevolezza, la pratica e vedere insomma da lontano quelle ombre. Quindi ritornare proprio dal viaggio dalla mente all'anima, alla casa, no? Alla tua casa, l'anima. Volevo farti una delle ultime domande. Com'è che trovi l'equilibrio tra il fare, raggiungere anche soddisfazioni, insomma, che immagino tu ti sei portato a casa in questi anni e so che se vai avanti è perché noti che c'è un amore del servire, cioè noto che anche hai un amore del servire, quindi di magari costruire qualcosa di ancora più grande. E oggi però questa voglia di costruire, di fare, fare, fare ci ha portato a tanta ansia, tanta senso di non essere abbastanza, no? Quindi come fai tu nella tua vita a trovare quell'equilibrio del sto costruendo, voglio costruire, c'è una sorta di, se vogliamo, desiderio, forse non c'è neanche quel desiderio, tra quell'obiettivo e rimanere dove sei oggi totalmente senza arrivare da nessuna parte. Molte persone pensano che questa cosa ma io stesso non l'ho capita benissimo. Come trovare quell'equilibrio tra quello è il mio obiettivo, qualcosa di magari estremamente grande, magari fuori dalla mia portata, magari deve essere fuori dalla mia portata, e rimanere invece dove sono oggi e dire, no, guarda, quello mi porterà stress, non lo voglio fare, preferisco stare nel mio piccolo, è perché sto già bene così in realtà. Come fai a rimanere nel mezzo, forse andare verso quella direzione? Allora ti svelerò un segreto, caro Alessio. Vai, ne sono onorato. Vattene, io e te, fra un po' moriremo. Non sarà fra tanto tempo, saranno, boh, 100 anni. Dai, diamocene 100, ma io e te Wow. moriremo. E guarda, con tutta probabilità, fra 300 anni, nessuno saprà nemmeno che siamo esistiti. Vuol dire che pensiamo di essere troppo importanti. A me, guarda, una delle cose che più mi ha aiutato a capire questo è stato quando avevo 18 anni. Era veramente un periodo un po' di crisi, no? Un po' di... avevo preso la mia bella tenda, me ne ero andato in cima ad una montagna, o meglio, insomma, su una montagna, a un certo punto mi ero piazzato bello comodo lì a fare un bel campeggio abusivo, no? E, vicino a un ruscello. E lì ho passato tanti giorni da solo, in silenzio. A parte un momento che è arrivato il proprietario che mi ha detto: ma cosa fai? Allora gliel'ho spiegato, ho detto: no, no, rimani, rimani, rimani. Gli ero stato simpatico. Ho detto: va bene. Alla fine mi aveva anche autorizzato. E niente, cosa succede? Che a un certo punto inizia a piovere, passano 3 giorni di pioggia continuativa, insomma, un po' impegnativa, però io ero tranquillo nel silenzio e stavo lì, senza niente, no? Senza... Chiaramente non c'erano nemmeno i device. E, eh, e poi è successa una cosa molto particolare, sai Alessio, perché a un certo punto ha smesso di piovere e, e- e praticamente nella mia mente non c'erano più pensieri, ma nulla. Tanto che se avevo un pensiero, tipo ora salgo su quella roccia, io sentivo il pensiero che riverberava nella mente, quindi ora salgo su quella roccia, ora salgo su, ora salgo, ora salgo. A un
Cioè era il sistema neurale che continuava a far sedimentare, no? Con questa risonanza, perché funziona così il nostro sistema. È come se campi, gruppi di neuroni sollecitati continuano a riattivarsi, come una eco, no? E poi a un certo punto accade una cosa bellissima. Ero su una bella roccia enorme, bella che c'era lì, e guardavo le nuvole. E lì a un certo punto è accaduto qualcosa di incredibile, adesso, perché in quel momento, pu, in quel momento ho sentito una gioia incredibile. E sai da dove nasceva? Perché a un certo punto è nata anche questa consapevolezza dentro di me. Nasceva dal fatto di non avere alcun desiderio. Ero lì e stavo bene, punto, senza desideri. Boom. Bellissimo. E lì ho capito una cosa fondamentale, adesso vedi, è che noi non abbiamo bisogno di niente per essere davvero felici, ma non è, come dire, una conoscenza, non è un per dire, ma è veramente così. È solo che per riuscire a liberare davvero la mente da tutta quell'intossicazione anche culturale che abbiamo, per come funzioniamo, serve proprio un cammino, serve un percorso, serve il silenzio. E la mindfulness viene dall'antica Vipassana buddista che ha reso struttura e pratica quella che ti ho raccontato che ho fatto io all'epoca, no? Cioè stai 10 giorni in completo silenzio e la gente dopo 10 giorni di completo silenzio ha L'ho degli stati provato. di... bravo, capito, lo sai cosa dico allora? E ecco, nella vita si tratta di trovare quel giusto balance. È bello avere dei sogni, è bello avere dei progetti, è bello portare avanti qualcosa, soprattutto se è qualcosa che ha a che fare con il senso e il significato che tu dai alla tua vita. Cioè, io amo quello che faccio da sempre, per me è veramente importante. Ed è il motivo per il quale non ho portato avanti informatica, perché non perché non mi piacesse, mi piace l'informatica, mi piace la tecnologia, ma non era la cosa che mi dava senso e significato alla mia vita. Devo essere un ottimo informatico, però non è che mi dava senso e significato. E invece, ecco, quello che faccio me ne dà tanto, no? Perché mi dà la consapevolezza di crescere io ogni giorno in ciò che per me è più importante, e oltre a poter condividere questo con tutte le persone, no? Per cui per me questa è la cosa più bella. E adoro questo, però devo dirti che in realtà allo stesso tempo sono consapevole che non è che questo è il modo migliore in cui posso impiegare il mio tempo, però, e lo faccio, cioè, però la mia felicità non è vincolata a questo, non è vincolata ai miei desideri. Sarei folle se lo fosse, capisci? Ed è la follia nella quale viviamo noi tutti e che anch'io ho vissuto per anni. Cioè l'idea che se non do gli esami, se non faccio questo, se non raggiungo quei livelli, se non ho quello, se non faccio quell'altro, non vado bene, non sono abbastanza, non sono ok. Non mi posso dire, wow, rilassati, goditi la vita, stai bene con i tuoi affetti, con tua moglie, con i tuoi figli, con il tuo cane, cioè, capisci? E con te stesso. Per cui ecco, il giusto balance secondo me viene da lì, Alessio, cioè proprio da un rendersi conto che in realtà tutto questo che viviamo è un po' un'illusione della mente, come ti dicevo, fra 300 anni noi, capito, siamo un ricordo lontano. E allora, boh, quello che dobbiamo imparare è vivere davvero al meglio il momento presente, a godercelo appieno e per il tempo che ci è concesso di vivere qui, in questo stato di coscienza, impegnarci per cercare di fare il meglio che possiamo, capisci? Con le nostre qualità, con i nostri talenti, con le nostre competenze. Questa è un po' la visione. Quindi non identificarci con i nostri obiettivi. Non siamo i nostri obiettivi. L'obiettivo è un costrutto, qualcosa che abbiamo creato noi, come quell'ombra di cui avevi parlato, no? Può essere un'ombra, Allora, l'obiettivo stesso. a volte l'obiettivo stesso e la pena che ci diamo per il suo raggiungimento o meno diventa assolutamente un'ombra, che però va vista, ecco, perché Sì. diventa un grandissimo limite, ma tu non hai idea di quanta gente incontro magari in terapia che magari è passato 50, 60 anni della sua vita a costruire cose mirabili, magari gente che è arrivata in posizioni che da fuori sembrano essere l'apice del mondo, no? E che però in realtà poi è gente distrutta, infelice, insoddisfatta, vuota, che soffre tantissimo, magari anche con patologie di vario genere, che soffre proprio per il fatto che si rende conto di non aver mai saputo veramente ehm,
vivere il momento, godersi l'esistenza, ma non in un senso edonistico, boh, bevo, fumo, faccio sé, ma proprio cioè nel senso proprio di, come dire, di stare bene, cioè avere quella sensazione di pace, di serenità, di pienezza che vivi quando, come quando per esempio da bambino sei con i tuoi amici o sei con la tua famiglia, se ti trovi bene con la tua famiglia, e riesci a goderti veramente il momento, capito? Anche se è da solo che giochi e sei felice del fatto di essere lì a giocare, capisci? Del Sì. fatto che stai in mezzo ad un prato o che fai una roba qualsiasi, capisci? E, ecco, quella roba lì, come dire, non è che la ritrovi alla fine dell'arcobaleno, cioè quella roba lì la trovi che non c'è, la trovi ora, è già lì, capito? Devi solamente imparare a calmare la mente, imparare a far sì che la tua mente non continui a proiettare la tua felicità altrove. Abbiamo toccato tantissimi punti e ehm, potrei rimanere qui con te, Enrico, a parlare per molto tempo. So che sei molto occupato, non voglio prenderti altri minuti. Ho letto con molto piacere il tuo libro, che è questo qua, lo faccio vedere a tutti. Se sei qui non è per caso, che sta andando molto bene, lo potete trovare su internet, su Amazon, su altre case editrici giunti, se non sbaglio, no? Però Sì, sì, sei buon piano, c'è ovunque, in tutte le esatto, librerie. Sì, 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 buon sì, sì. piano, è ovunque. E la cosa che mi è piaciuta in particolare è questa connessione di neuroscienza, di scienza e spiritualità. Oggi sappiamo che le due in realtà si intersecano come una cosa unica, no? La mente e il corpo sono una cosa unica. Eh, e mi è piaciuto molto quel tragitto, quindi dalla prima parte verso l'ultima parte. E spero che, anzi sono sicuro che molti professionisti adesso pian piano parleranno sempre più di spiritualità perché è una cosa che fa parte di noi e che ci aiuta, soprattutto nel mondo della psicoterapia, è importante, a me personalmente mi ha dato molta pace leggerlo perché mi ha fatto capire che la sofferenza e il dolore sono step magari anche dovuti per un'evoluzione che non siamo noi a decidere, ehm, come dire, possiamo decidere se non evolverci o no, ok? Lì poi si potrebbero prendere anche altre direzioni della reincarnazione, se uno ci crede, se non ci crede, ma se prendiamo solo in questa vita, dal punto zero al punto uno, che è la morte, tutti quelli che hanno sofferto hanno detto che si sono evoluti attraverso quella sofferenza. E spero che con queste tue pratiche che stai insegnando di mindfulness, insomma, le persone possano ritrovare sempre più pace e più evoluzione. Dove ti possono trovare, no? A parte questo libro, con fai dei retreat, fai delle conferenze ultimamente o stai lavorando particolarmente solo mm, online o No, no. come ti possiamo trovare? Beh, allora Alessio, grazie per il libro, mi fa molto piacere che ti sia piaciuto e sì, è un progetto a cui ho creduto tanto e in cui credo veramente tantissimo. E per le mie attività in realtà ecco l'ideale è andare sul mio sito ricogama.org perché lì ci sono tutti gli appuntamenti sia in presenza che online che organizzo regolarmente, per cui ora ho già un calendario bello pienotto per l'autunno, per cui ci sarà ad ottobre il corso di mindfulness online live che dura 10 settimane. E questo weekend ho appena fatto l'intensivo di mindfulness qua a Milano, è stato molto bello e lo replicherò poi anch'esso ad ottobre, che sono 2 giorni proprio dedicati alla pratica di consapevolezza, quindi ben sostenuta. Poi, e poi organizzo tante altre cose, ecco, faccio gli incontri di costellazione familiare, che è una terapia sistemica. Insomma, ora bisognerebbe parlarne a lungo perché è Interessante. particolare, ma molto interessante. Faccio anche l'ipnosi regressiva, ecco, farò un intensivo a fine novembre, sempre a Milano, di ipnosi regressiva, e per cui in realtà, ecco, no, faccio sempre tante, tante cose. E come ti dicevo c'è anche l'accademia, ecco, che è proprio settimanale, che è un incontro ogni giovedì sera, che vedo che sta avendo un buon successo. Le persone poi, come dire, sono molto coinvolte perché con la ripetizione appunto riescono sempre più ad entrare nella consapevolezza e questo, ecco, via. Per cui in Eh, realtà
poi sui social così ci si trova Sì, su facilmente. YouTube, su Sì, YouTube sì, sì. soprattutto. Sì, su YouTube, Se- anche su se- Instagram. Segui anche uno a uno oppure principalmente in gruppo? Ma allora, guarda, devo dirti, Alessio, questo qua è il mio grande cruccio, nel senso che ormai sono tanti anni che non riesco più ad avere una... Ho dovuto chiudere la lista d'attesa ormai da diverso tempo, per cui non riesco più ad avere assolutamente come dire, nuovi ingressi, non riesco a farlo. Però quello che sto facendo è cercare di strutturare sempre di più delle esperienze che possano aiutare le persone, anche se non con una seduta individuale. Sto formando dei terapeuti che porto avanti informazione, anche se nel mio ambito della psicoterapia la formazione è molto lunga, richiede molto tempo, proprio perché, come dire, c'è una grandissima complessità che è data proprio dall'essere umano. Però ecco, i miei bravissimi terapeuti di formazione che sto seguendo in supervisione, e con loro ho fondato Soul Clinic, che è appunto questo gruppo di terapeuti che, eh, insomma, che lavora bene a mio avviso, ecco, con una buona regolarità. E poi ti dicevo, ecco, l'idea è di strutturare dei percorsi che in qualche modo permettano alle persone di essere seguite o quantomeno di seguire se stesse utilizzando diversi strumenti, un percorso che è quello un po' delineato dal libro, come citavi più volte, dalla mente all'anima, ecco, quel percorso che a mio avviso tutti noi dovremmo in qualche modo seguire. Diciamo che l'ideale per accedere un po' al mio mondo è proprio quel libro lì, ecco, perché ti dà una visione panoramica un po' di tutto quello che si può Sì. fare. E poi la cosa che suggerisco di fare è partecipare proprio agli intensivi, quello di mindfulness, di costellazione per lavorare proprio sulla consapevolezza nel familiare e via. Ecco, questi aiutano tantissimo. Poi anche quello di ipnosi è incredibile, ma lì è ancora, si va appunto a toccare anche quei temi ancora più profondi riguardanti l'anima, il senso dell'esistenza, ma per fare quello ecco, ci vuole tempo, per cui iniziare dal libro che già ti dà una bella infarinatura ti Bene, aiuta proprio in bene. qualche maniera. Grazie Enrico per quello che stai facendo e continua Grazie così Alessio, perché ce n'è molto ma bisogno. certo. Ok? Grazie Grazie a Alessio. tutti quelli che sono arrivati fino a qua a vedere questo video e vedete anche, metterò il link di Enrico del suo canale YouTube anche. Ok? Ciao a tutti, a presto.